palco si è popolato ancora di più. Sono in tantissimi, le due formazioni si sono unite e stasera per la prima volta suoneranno insieme. Voi non avete idea dell'emozione che abbiamo anche noi, vero? Ed eccoci giunti qui proprio al termine del nostro immaginario girovagare per il mondo, nel quale abbiamo avuto occasione di scoprire alcune delle sue tante meraviglie. È una doverosa riflessione su quanto straordinario, unico e fragile sia il pianeta che ci ospita e sul fatto che ormai da decenni ci lancia segnali d'allarme e di aiuto dinanzi alla cieca avidità e alle ambizioni senza limiti che hanno portato l'uomo a sfruttare le risorse naturali senza pensare alle conseguenze negative che ciò può comportare per il fragile ambiente che ci circonda. L'ultimo brano in programma è I colori del vento, canzone tratta dal film Disney Pocahontas, un vero e proprio inno alla bellezza della natura e all'importanza di vivere in armonia con essa, e sottolinea come l'ambiente sia un tesoro da proteggere e che gli esseri umani dovrebbero comprendere il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema di cui fanno parte. Pocahontas, figura storica realmente esistita, è la principessa della tribù indigena algonchina e si innamora del colono inglese John Smith quando nel 1607 sbarca nell'attuale Virginia. Si affronta così il delicato e sempre attuale tema del conflitto tra il desiderio di progresso e lo sfruttamento della natura. Il film del 1995 ha contribuito infatti a introdurre e sensibilizzare una nuova generazione di spettatori su temi ecologici e sull'importanza di prendersi cura nell'ambiente in cui viviamo. Non a caso abbiamo deciso di eseguire questo ultimo brano insieme ai ragazzi della banda giovanile in un unico grande organico e scelto di proiettare il video originale con anche il testo della canzone affinché possiate apprezzare il connubio tra testo, musica e immagini. A voi la Filarmonica di Vergnacco insieme ai ragazzi della sua banda giovanile dirige il maestro Giorgio Cannistrà.